Vous avez quel âge, Maria? 19. En lisant, vous avez dû voir que vous étiez souvent nu. Ça vous dérange? Non. Enfin, ça dépend comment. C'est surtout les scènes d'amour. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Comme dans la vie. Je plaisante. Vous en faites pas. On filmera ça le plus artistiquement possible. Mais il faut quand même avoir en tête que c'est le sujet du film. Une relation physique intense, je vous ai dit. Vous avez qui en tête pour le rôle masculin? Pas mal d'acteurs ont eu peur du rôle. Et puis Marlon Brando m'a dit oui. Brando? Vous seriez la deuxième tête d'affiche avec lui. Marguerite. Alors il faudra que je fasse des essais. Non, Mais si le producteur a des doutes. c'est moi qui choisis avec qui je vais travailler. Allora, Giuseppe Maggio, partiamo subito dal posto da dove sei appena arrivato, Cannes, dove hai portato Maria. Che esperienza è stata innanzitutto proprio attoriale tua, non per il film ma per il festival? Ma è stata umana anche come esperienza, è stata un'esperienza incredibile perché era la mia prima volta a Cannes e è stato un tornado di emozioni, sinceramente, e è andata anche molto meglio di quanto mai avrei sperato, perché poi il film è piaciuto moltissimo. Abbiamo ricevuto tutti quanti grandi complimenti. È un film molto importante, un film che ha una sua franchezza, è un film duro, che però, ripeto, è stato accolto in maniera molto positiva e io sono onorato di aver fatto parte di questo progetto, sono molto contento, sinceramente, è un momento molto bello. Senti, tu nel film interpreti Bernardo Bertolucci, che vediamo prima e dopo sul set di Ultimo Tango a Parigi. Come ti sei preparato innanzitutto? Hai rivisto il materiale dell'epoca, hai parlato con la regista? Sì, ma sicuramente ho parlato con Jessica, con la regista, con Jessica Palud. L'idea era quella di creare un personaggio molto determinato, che avesse una visione del cinema figlia del suo tempo, perché poi è fondamentale contestualizzarlo. Ultimo Tango a Parigi, siamo nel 72, veniamo dagli anni 60, veniamo dal 68, da contestuazioni studentesche, da una rottura rispetto a un passato che era quello del post-guerra, del dopoguerra. Sono anni dove il linguaggio cambia, diventa Il mondo più... del cinema anche, no? Cioè, dopo Assolutamente Godard, sì. Truffaut, tutti gli anni Che 60. tra l'altro erano molto vicine, erano figure vicine a Bertolucci, Godard in particolare. In Italia anche Bellocchio, con I pugni in tasca, realizza un film che è un attacco alla famiglia borghese e un attacco alla borghesia, c'è anche in Ultimo Tango a Parigi, perché poi la mortificazione del corpo borghese si appunto manifesta nella scena famosa di Ultimo Tango a Parigi, no? Anche il monologo di Brando sulla famiglia, no? Esattamente, ma anche l'idea di uscire da una dimensione sociale senza quindi privarsi del nome, però poi alla fine per forza di cose si è costretti a entrare in questa dimensione sociale, perché poi Brando, alla fine, il personaggio di Brando cederà alla società contemporanea, ma troverà la morte e quindi la liberazione tornando bambino, perché poi in Ultimo Tango a Parigi la scena finale è lui che sì, attacca la gomma sotto la balaustra, viene sparato, si accascia in posizione fetale e quindi torna a essere in qualche modo bambino. Questo Esatto. per me è cena di poesia. Sì. Tra l'altro tu, ne avevamo parlato, sei un grande da sempre amante di Brando. Che effetto ti ha fatto vederti Matt Dillon che fa Brando col cappotto di cammello? Allora, ti racconto questo episodio. Il primo giorno di riprese eravamo sotto il Ponte di Ferro a Parigi e io arrivo, non avevo ancora incontrato Matt, avevo incontrato Anna Maria, avevamo fatto delle prove insieme, così come Jessica, ma Matt ancora non l'avevo incontrato. Allora io arrivo con il mio borsalino alla Bertolucci, l'abbigliamento tipico degli anni 70,
e mi dicono guarda tu ti devi mettere qui, ora faremo la ripresa del tuo punto di vista rispetto alla scena, no? La classica camminata, Certo. quella tormentata. Esatto, con Maria Schneider che arriva da dietro. Bravissimo, bravissimo. Allora io vedo in lontananza due figure e ne vedo una in particolare e ho un momento diciamo, il tempo si è fermato a un certo punto perché io vedo di fronte a me Marlon Brando, perché lui era vestito con il cappotto cammello di Marlon Brando, aveva questi capelli che non sono quelli, diciamo, Certo. Però c'è una fisicità anche un po'. sì, ma si è trasformato molto per questo ruolo. Io vedo di fronte a me Brando e ho un momento in cui ho, diciamo, un momento quasi una sorta di epifania, no? Perché vedi di fronte a te il tuo mito del cinema, il più Sì, grande uno dei motivi attore, per cui ho iniziato a fare questo il più lavoro. grande attore secondo me di tutti i tempi. Poi chiaramente è diventato appassionante, no? Anche perché con lui, in particolare con Matt, quello che abbiamo deciso di fare è stato di relazionarci come se fossimo i personaggi all'interno del set. E la cosa bella è che entrambi avevamo una preparazione sui personaggi molto importante, quindi c'era una coerenza in quello che ci si diceva. Una coerenza nel linguaggio, una coerenza nei riferimenti e veniva da me a chiedermi le indicazioni su come fare la scena perché io facevo il regista e Certo. allora è stato molto stimolante. Fantastico. Veramente una... Ma tu ricordi la prima volta che hai visto Ultimo Tango a Parigi? Cioè, Sì, ricordi? io ho visto Ultimo Tango a Parigi diversi anni fa, mentre frequentavo l'università. Io all'università ho frequentato lettere e filosofia con indirizzo cinematografico e ho visto Ultimo Tango a Parigi perché è uno di quei film che chiaramente bisogna vedere. Diciamo che è un film che mi era piaciuto molto, ma non lo avevo approfondito come avrei dovuto. Ma non l'avevo approfondito perché non avevo approfondito Bertolucci, cioè Bertolucci come regista sì, i suoi film, non li avevo visti tutti. Ora che ho interpretato questo ruolo ho visto dei film che sono di una bellezza sconvolgente, me ne viene uno su tutti che magari non è noto come gli altri, ma Prima della rivoluzione io trovo sia un film... Di una modernità poi tutti pazzeschi e per una rivoluzione anche. Ma sì, ma poi è un film che ha come tematica un incesto. Però è uno dei primi film che utilizza le canzoni di un cantante all'interno del film, perché ci sono le canzoni di Gino Paoli, e poi c'è una frase bellissima che è incipit del film, che è soltanto chi ha vissuto gli anni prima della rivoluzione ha conosciuto la dolcezza del vivere. E io vedo mio nonno in questa frase, perché lui ha vissuto gli anni prima della rivoluzione. Io tra l'altro quando ho fatto un'intervista con te tu mi avevi chiesto con chi andresti a cena Sì, e io ti ho detto Marlon Brando e mio nonno. Quindi, tutto torna. e io vedo quel mondo lì che si è rotto chiaramente con gli anni 60, fine 60, inizio 70 e poi con tutti gli anni 70. Un mondo che si è distrutto però permettendoci anche di avere, di vivere una libertà diversa rispetto al passato, perché è in quegli anni che si sono conquistate le prime grandi libertà fondamentali, no? Basti pensare che negli anni 70 viene approvata la legge sul divorzio, quindi diciamo sono grandi passi per tutti, che sono stati fatti per tutti noi, per creare il mondo che conosciamo oggi. E che rimangono un il po' femminismo anche. stesso, no? Assolutamente. Senti, quanto è stato difficile invece non giudicare, perché poi alla fine no, si sono sollevate tante questioni, siamo in un'epoca, come dicevi tu, particolare, Maria Schneider Sì. aveva 20 anni. Ma allora io sono partito da un'intervista di Bertolucci, che aveva realizzato un pochino più avanti, perché di quel periodo ci sono delle interviste... Tante. Poi la Schneider è stata molto cioè una volta dice una cosa, una volta un'altra, no? Sì, è facile. lui però non ne parla tantissimo in quel periodo lì. Ho visto diverse cose che ha fatto lui, ce n'è una dove sono loro due insieme e lei un pochino, diciamo, si capisce che ha dentro un qualcosa, ancora secondo me, sai, in questi casi succede che ci metti un po' per comprendere tutto, però già si vedeva che lei rispetto a quello che era successo aveva un rapporto con lui un po' particolare. Un'intervista che hanno fatto insieme, lei insomma
non si era espressa benissimo su quanto accaduto. E c'erano delle interviste precedenti, quelle del Conformista ad esempio, però siamo in quegli anni lì. E poi c'è questa intervista molto importante, che è un'intervista che lui ha rilasciato molti anni dopo, Sì. in America, comunque in americano, dove lui dice, inizia con Pour Maria, perché aveva questa R moscia, no? E dice, io mi sento colpevole per quello che ho fatto, però I don't regret it. Dice esattamente così, lo rifarei, perché volevo che lei vivesse l'umiliazione, la rabbia, non la recitasse, ma la vivesse. Poi non lei il personaggio sicuramente, però lei era il personaggio. Allora io sono partito da quello, senza esprimere un mio giudizio. Tu hai letto il libro della cugina? Io ho letto il libro della cugina, ho letto tanti libri anche scritti da Bertolucci o su Bertolucci. È la regista dà indicazioni su questo o no? La Su regista cosa non leggi? voleva un personaggio che i francesi dicono méchant, quindi cattivo. Non voleva. Beh, anche perché poi comunque Bertolucci Non lo era. cioè, adesso. Però poteva esserci, no, il cliché del sorrisetto compiaciuto dopo la scena del burro. Invece no, abbiamo cercato di trasmettere una neutralità, perché in quel caso era necessario per ottenere quello che lui voleva. Assolutamente. Tu ti sei fatto un'idea invece sul quanto sia giusto o meno oggi raccontare quella storia senza poi i protagonisti, a parte qualcuno che c'è, no? Perché Storaro, insomma, qualcuno sul set c'era. Ma c'è. sai quanto è giusto? È giusto nella misura in cui negli anni 70 è emersa la sodomia e non la violenza, perché era una società differente. Ed è giusto anche perché noi purtroppo ci troviamo in un contesto di cancel culture, che non va bene però, nel senso che comunque non bisogna dimenticare, Certo. anzi, cioè, bisogna conoscere, perché la storia è ciclica. E quindi se conosci ti rendi anche conto che andando in quella direzione commetti degli errori o potresti cadere in degli errori. E allora da lì poi emerge anche una riflessione. Questo film, ogni espressione artistica secondo me deve creare riflessione, dibattito, confronto. Allora oggi è emersa la figura dell'intimacy coordinator. Sì. L'intimacy coordinator è una figura di sostegno per gli attori e per il regista. Ma questa figura emerge alla fine di un percorso che è fatto di tanti casi. Sì, lunghissimo poi se ci lunghissimo, ma che sono quasi tanti un secolo. casi che si sono sommati insieme, no? E allora emerge questa figura, tanti scandali che ci sono stati. Sì, vediamo Kevin Spacey adesso sta cercando di ritornare, hanno fatto anche un appello Depardieu. per Depardieu, però Depardieu pare che ci sia sotto qualcosa, mentre Spacey pare, vabbè, insomma, poi Sì, però capisci che la figura dell'intimacy coordinator in questi casi è a tutela del regista e dell'attore, Certo, di entrambi, perché è garante. assolutamente. Può sembrare che possa rompere la sacralità del set all'inizio, però poi al dunque, se tu sai di poter essere libero senza danneggiare nessuno, vivi ogni momento con più serenità. Sì, benissimo. Senti Giuseppe, tu hai fatto Bardot in Francia, hai fatto in Spagna quello su Esplode, Raffaella Carrà, esplode. esatto. Quanto è bello, quanto è vario vedere altri set, altri modi di concepire anche questo lavoro? Ti ha arricchito tanto? Sì, tantissimo, tantissimo, perché ti rendi conto che poi al dunque il linguaggio è universale, le emozioni hanno un linguaggio universale e quindi è bello capire come poi al dunque siamo tutti uguali, ci emozioniamo, piangiamo, ridiamo, ci arrabbiamo, alla fine per le stesse cose, no? Al di là dei linguaggi che poi possono variare. E anche un pizzico d'orgoglio nel pensare che, vedendo comunque anche tante realtà differenti rispetto alla nostra, Dici il livello
Si tiene. Sì. Senti, ma guardando... Quando però Beh, facciamo le cose per bene. certo, vabbè, se facciamo le cose invece è male. Senti, guardandoti indietro invece agli inizi, da Moccia, le prime cose, te lo saresti aspettato questo percorso anche particolare, anche diverso, no? Sì, è un percorso strano, è un percorso che diciamo Volutamente non lineare. volutamente non lineare, a volte anche così rischioso, perché poi abbiamo scelto con tutte le persone che mi seguono di correre anche dei rischi, magari di dire di no a delle cose un pochino più così Facili. non solo facili, più sicure, Mm. diciamo dall'esito più prevedibile. Questo film non aveva un esito prevedibile, poteva essere calpestato. A Cannes ha ricevuto un'ovazione di oltre 10 minuti alla fine, di applausi e veramente lo dico con grande onestà, tanti giornalisti, tanti critici che hanno visto questo film si sono espressi magnificamente, quindi, ed era una scommessa che abbiamo vinto insieme anche al mio agente, che è Daniele Orazzi, nel fare questo film, e devo dire una scommessa vinta, e queste sono le cose che ti trasmettono una gioia enorme e anche un essere propositivo, Certo, no? Rispetto anche l'entusiasmo Sì, per andare avanti. Sì, esatto. Assolutamente. Senti Giuseppe, per chiudere, che spettatore sei oggi tu invece? Cosa guardi? Qual è stata l'ultima folgorazione che hai avuto? Poor Things. Ah, povere creature. Perché? Beh, perché non è un film scontato, è un film... Ecco, la cosa che mi piace molto in Italia, l'ho vista in Pietro Marcello, in Martin Eden, è un cinema... è un cinema molto personale, dove si percepisce il regista dietro la macchina da presa, che però non esclude la grandezza dell'attore, perché il rischio è che sia troppo ingombrante la figura del regista. Invece quando c'è quando c'è un regista che è presente e lo dimostra, come appunto in Martin Eden accade, perché poi la cosa bellissima è che si sente quasi anche la fragilità del regista nella decisione di utilizzare magari una macchina a mano che è meno stabile rispetto banalmente a una macchina fissa o anche a un carrello, se si devono fare dei movimenti, no? Una macchina a mano trasmette quella visceralità dell'operatore e quindi del regista. Era propria anche di un cinema italiano dei primi anni, nel primo neorealismo, no? Dove si giravano film a volte senza permessi o con difficoltà enormi, Roma città aperta. E questo c'è secondo me in Martin Eden, però c'è anche la grandezza dell'attore. Ah sì, È il regista che dà all'attore lo spazio di esprimere tutto questo, e c'è anche in Povere Creature, perché chiaramente le prove attoriali, prova attoriale sono parte fondante di quel film. Senti, ultima domanda secca, domani ti suona il telefono, è un regista che vuole lavorare con te, o una regista, chi vorresti che fosse? Pietro Marcello. Senza limiti? Tutti? Anche Coppola. Secondo me il più grande regista vivente è Martin Scorsese, quindi Ah ok, quindi se chiama Martin, Giuseppe Maggio risponde. faccio anche crescere i baffetti da idolo americano. Qualsiasi cosa per Martin. Grazie mille Giuseppe. Grazie a te.